questa mattina Amico Giardiniere in prima linea? Assolutamente sì, è un progetto veramente esaltante, molto impegnativo, che è cominciato nel luglio 2020 con l'incontro con la dirigente. L'idea inizialmente era creare un orto didattico, da lì il progetto è cresciuto costantemente, è stato accolto con grande entusiasmo dai ragazzi e dagli insegnanti sia della Galilei che della Caccin, e siamo arrivati anche a partecipare, grazie al dottor Richard di Veneto Agricoltura, a un progetto europeo per la riqualificazione delle dune. Quindi abbiamo creato anche un orto didattico per un giardino botanico con le piante del retroduna, abbiamo ripristinato lo stagno che c'è dall'altra parte del giardino, insomma è stato tutto un progetto veramente di grande riqualificazione del giardino, di tutta quest'area che era praticamente senza un utilizzo. Ultimo grande sforzo, quello della scuola, di ristrutturare il Tempietto del Verde, che oggi finalmente ospiterà il primo evento culturale, perché l'idea della scuola è renderlo poi disponibile per fare piccoli concerti, reading, letterari eccetera. E quindi assolutamente personaggio chiave di tutto questo è stata sicuramente la dirigente Buonapersona, che ha messo in piedi una struttura e delle risorse incredibili, progetto più grande a cui la nostra associazione ha dato ore di lavoro. Noi abbiamo contribuito sia col know-how che con oltre 130 ore di lavoro volontarie di tutti i volontari dell'associazione, che l'hanno preso sempre più a cuore. E quindi ovviamente gli sponsor sono stati fondamentali, la banca cooperativa, il credito cooperativo di Piove di Sacco, l'autofficina Bergo e vari altri esercenti qui del quartiere che hanno voluto magari partecipare con piccole donazioni. Tutto questo veramente ha creato una possibilità di un progetto che avrà gambe per crescere poi negli anni. Complimenti, perché insomma il vostro è un percorso che non è da ieri, ormai è molti anni che vi state impegnando 2013. In tutti i fronti, e c'è solo da dire bravi, nient'altro. Grazie. E grazie soprattutto. Abbiamo la preside Buonapersona, citata in maniera molto importante poco fa da Francesco Panteghini di Amico Giardiniere. Insomma, un altro passo importante anche quest'anno. Sì, è il secondo di quest'anno, nonostante insomma tutte queste limitazioni, però effettivamente siamo riusciti prima a inaugurare l'orto a giardino. Mi scusi, tanto siamo distanti, se si toglie una mascherina così la vediamo in faccia, tanto siamo distanti. No, va bene, continui pure. Ok, grazie. E dopo l'orto giardino, che ha dato i suoi frutti e i bambini hanno lavorato con un grandissimo entusiasmo tutto l'anno, siamo riusciti anche a lavorare a riscoprire e a sistemare, a rendere agibile. Ci sono anche delle piantine autoctone trapiantate, una collaborazione anche con Bosco Nordio, e dentro un percorso europeo, un progetto europeo, la nostra duna naturale, quella che era già presente nel nostro giardino, che magari non si sapeva, cioè si sapeva solo così forse, abbiamo visto che effettivamente lo era, e quindi questa mattina abbiamo il piacere di intrattenere le famiglie per un saluto di conclusione di fine anno, quel poco che possiamo, perché le nostre memorabili feste di primavera speriamo di riprenderle il prossimo anno, però almeno abbiamo l'occasione per trovarci un attimo tutti quanti assieme, e quindi grazie a tutte le persone che hanno collaborato. Sono tante, ci sono tante associazioni che fanno veramente tanto bene, e se si trovano le sinergie giuste effettivamente poi insomma i risultati si vedono. È vero, complimenti, grazie. A lei, buongiorno. Buongiorno.